Una buona serata a telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Ben trovato nei nostri studi anche al Sindaco di Padova, Sergio Giordani. Buonasera. Buonasera Sindaco, avremo molte tematiche da affrontare nel corso di questa puntata perché lo sappiamo, ce lo diciamo sempre, Padova è una città che sta cambiando molto velocemente. Da questo punto di vista ci sono novità, anche se parziali, però adesso vi racconteremo tutto nel dettaglio, anche per quanto riguarda una vecchia caserma dismessa di Padova. Stiamo parlando della caserma Romagnoli, che a suo modo entra, per così dire, nei lavori per la realizzazione della nuova linea del tram. Adesso mostriamo un servizio ai nostri telespettatori, Sindaco, di modo che possano capire cosa succederà alla caserma Romagnoli, poi ne parliamo insieme perché è un pezzo di città che necessita di essere riqualificato e, come vedremo, ce lo chiedono anche i residenti. Andiamo col servizio. Per la prima volta da 15 anni a questa parte, la caserma Romagnoli di Padova, in via Chiesanuova, riapre i suoi cancelli. Un comprensorio militare edificato nel 1942, 150.000 metri quadri di area che da quasi 2 decenni erano lasciati nella completa desolazione. Qui, dove durante la guerra parte dei 42 edifici venne anche utilizzata come campo di concentramento fascista per i prigionieri croati e sloveni, sta per rinascere una nuova parte di città. Il Comune di Padova, attraverso una procedura di esproprio, ha infatti appena acquisito dal demanio un'area di 7.000 metri quadri, per gran parte una fascia di terreno ed ex edifici che costeggia via Michelotti e dove verrà costruito il capolinea intermedio della linea tranviaria SIR 2 che collegherà Rubano e Vigonza. Questa è una linea molto più lunga e quindi ne ha necessità di per sé, ma anche per andare a servire meglio tutta quell'area di città non servita dal tram. In particolare penso ai quartieri come Brusegana, ma anche aree non del territorio comunale di Padova come quelle di Selvazzano, che potranno quindi attraverso questa direttrice parcheggiare l'auto allo scambiatore e utilizzare il tram per poi raggiungere il centro. Le chiavi della caserma Romagnoli sono appena arrivate nelle mani di APS e delle ditte incaricate. Ci sarà un gran lavoro da compiere perché oltre a bonificare l'area, abbattere vecchi alberi che costeggiano la cinta muraria della caserma e radere al suolo circa una decina di fabbricati ormai fatiscenti, bisognerà anche capire che cosa si troverà sotto il terreno non appena ci si metterà a scavare. Ci vorrà più di un anno per vedere realizzata la pista ciclabile, la piastra per le rotaie dove poi materialmente arriveranno i convogli del tram e il parcheggio scambiatore tra l'attuale caserma e via Pelosa, che permetterà anche ai cittadini dei paesi limitrofi, Selvazzano su tutti, di usufruire del nuovo trasporto pubblico in città. Nel frattempo appunto l'impresa tramite i suoi progettisti sta realizzando anche la progettazione esecutiva di quest'opera, quindi anche di questa parte. Una volta approvata la progettazione esecutiva potranno realizzare la piattaforma, i sottoservizi, l'illuminazione, tutto quello che serve. Manterremo fino alla fine la recinzione esterna in muratura e al termine dell'opera realizzeremo una recinzione interna di protezione per evitare appunto che poi ci siano gli ingressi o altre cose, ma anche per proteggere l'area e i cittadini. Nel frattempo i lavori delle nuove linee del tram procedono in molte altre parti della città di Padova e nelle prossime settimane sono pronte ad estendersi aprendo nuovi cantieri negli snodi cruciali del traffico cittadino. Sicuramente inizieremo a breve in via Tommaseo, in estate alcune aree tipo l'area vicino a via Morgagni e si continua nei cantieri già aperti. Stiamo elaborando di giorno in giorno il cronoprogramma, per cui ogni settimana facciamo il punto e vediamo dove ci sono le condizioni per partire e iniziamo con nuovi cantieri. Sindaco, questa è una piccola rivoluzione anche per Chiesanuova, perché sarà interessata dal passaggio del tram, lambirà anche, come avete visto, la caserma Romagnoli, anche per Chiesanuova si tratta di una piccola rivoluzione. La caserma Romagnoli è famosa a Chiesanuova, io sono cresciuto a Chiesanuova per cui la conosco perfettamente. Tra parentesi sono entrato un paio di anni fa con la proprietà che è Invimit, lo Stato. A suo tempo, quando è stato cartolarizzato tutte le caserme e altre cose, ha assunto la proprietà. E loro stanno facendo i progetti possono anche essere interessanti, però non so a che punto sono arrivati. Noi abbiamo espropriato un pezzo, 7.000 metri quadrati della caserma, perché all'interno passerà la rotaia con il tram. E ci sarà anche, a fine di questo, sarà il parcheggio scambiatore, che vuol dire collegare anche la parte di Padova posteriore, poi Selvazzano e via dicendo, perché abbiano il beneficio del tram.
è una cosa molto interessante, ovviamente, anche perché si ridà un po' di vita a questo luogo. Io ricordo che ero un ragazzino e abitavo quasi di fronte a casa, ero un ragazzino, andavo a fumare in maniera abusiva dietro la caserma. Lo si può dire questo, adesso è sindaco, eh? Vabbè, è successo tanto tempo fa. Sai, avevo 15 anni, pensavo una vita fa, no, dopo dietro la caserma, pensa il mondo come cose che possono capitare a tutti noi. Però è una zona molto importante perché sono 160.000 metri quadrati abbandonati, in stazioni di progetti, non so a che punto sono arrivati, avevo in testa di fare un liceo sportivo. Non so se è avanzato o non è avanzato, un pezzo che non li vedo. Però noi li utilizziamo per fare il partito scambiatore e per cui diamo un po' di vita. Poi vediamo che intenzioni hanno loro per fare e che punto sono. A parte posteriore poi, se non erro, è quasi del comune che può essere agganciato al Parco delle Brentelle, per cui un pezzo di Padova molto interessante. Su questo, infatti, il sindaco mi ha proprio dato l'aggancio, perché noi abbiamo raggiunto anche il presidente della consulta di quartiere 6A, Luciano Sardena, che ci ha proprio espresso questa volontà dei cittadini, cioè aprire questa caserma alla città, collegarla al parco. Vi facciamo sentire l'intervista che ha raccolto il nostro Francesco Cocchiglia, perché magari può essere uno spunto anche per l'amministrazione comunale. Sentiamo. Che cosa ha rappresentato questo luogo per la storia del quartiere e che cosa poi potrebbe rappresentare per il futuro? Quello che mi fa pensare è che purtroppo molti residenti del quartiere non conoscono bene la storia del quartiere. Hanno cominciato adesso, dopo che siamo un attimo dati da fare come consulta del quartiere e come amministrazione comunale, per dedicare una di queste casermette che è alle mie spalle a padre Placido Cortese. Questo, oltre a essere anche una caserma negli ultimi anni, è stato un campo di concentramento dove venivano internati i prigionieri dell'ex Jugoslavia, quindi croati e sloveni. Noi volevamo mantenere questo tipo di memoria anche per le generazioni future. Poi naturalmente i residenti mi chiedono: ma quando abbattiamo il muro che confina con il Parco Raciti? Perché verrebbe veramente un bellissimo parco. Io spero che, visto che il Demanio adesso ha deciso di anticiparci già una fetta di caserma, di poter avere anche in futuro il rimanente per le attività del quartiere, penso sia una gran bella cosa. Potrebbe essere uno spunto, sindaco. Vi sentite di prometterlo, quantomeno promettere qualcosa ai residenti di Chiesa Nuova? Non prometto niente, no, sono rimasto scottato troppe volte, no, a parte gli scherzi. Luciano è molto bravo come presidente, Luciano Sardena è molto bravo come presidente del quartiere. Più volte abbiamo parlato di questa zona, è cruciale e vitale. C'è anche un progetto in cui il tram passerà proprio di fronte all'ingresso in modo tale da creare una piazza, perché non ha piazza di quartiere, c'è la parrocchia, la chiesa che dà proprio su via Chiesa Nuova. Creare un'ansia in modo da creare una piazza e rendere più vivibile quella parte là. Chiaro che questi 150.000 metri quadrati si fanno gola a tantissimi come amministrazione per fare le cose. Sicuramente la prima parte col tram viene fatta, abbiamo preso come impegno in consiglio di far sì che ci sia un ricordo di padre Placido Cortese, molto importante. Bisogna ricordare che questo è stato un campo di concentramento, per cui va rinnovato assolutamente il ricordo. Però stiamo cercando di collaborare con Invit. Invit ha preso forma sotto l'aspetto giuridico da poco, perché prima era solo un aspetto amministrativo. C'è il dottoressa Della Porta che è molto brava, collabora, stiamo vedendo cosa fare tutti insieme. Avete paura, lo diceva prima nel servizio il nostro Francesco Cocchiglia, insomma, avete paura di quello che potrete trovare quando poi si comincerà a scavare? Perché sappiamo che in altre zone della città più volte avete trovato dell'amianto, questo vi ha rallentato, eccetera. Avete un po' di timore di quello che potrete trovare? Assolutamente sì. Cioè, qua bisogna fare una bonifica bellica, possiamo trovare cisterne, gasolio,
e possiamo trovare amianto, per cui va fatto, queste operazioni va fatte sempre. L'amianto è la cosa peggiore che possiamo trovare, dovrebbe essere più un problema bellico e carburanti che amianto. L'amianto è stato usato come isolante negli ultimi anni dappertutto, era consentito, per quello lo troviamo dappertutto, e ogni volta bisogna costare Dio, costa veramente tantissimi soldi bonificare, però è giusto farlo. E speriamo qua che vada bene, insomma. Penso che non sia problema di amianto, ma di altre cose sì. Però diciamo che credo che questo vi preoccupi soprattutto perché in questo caso i tempi sono un po' ristretti. Voi siete a buon punto col cronoprogramma? Noi siamo leggermente in vantaggio. Dico che Relazzo, che è il RUP del tram, sta lavorando molto bene assieme all'assessore Aragona e tutto quanto lo staff. E siamo leggermente in vantaggio, per cui io so che molti sono arrabbiati per il traffico, però noi dobbiamo arrivare nel 2026 a aver terminato tutto. Non possiamo permetterci di perdere risorse perché Padova cambierà, per cui anche se siamo 2 minuti, 5 minuti, portiamo il paziente, Padova cambierà. Per cui io capisco tutti che adesso sono arrabbiati, ma anche io stesso mi fermo lì, sono arrabbiato, ma stiamo parlando di 4-5 minuti. Noi siamo abituati a una città che si passa tranquillamente. Figurati Roma, io ho amici di Roma che ci impiego un'ora andare a lavorare, o Milano, 3/4 d'ora, per cui non siamo abituati. Adesso portiamo un po' di pazienza perché sa un po' di qualche impiccio, qualche problema, però poi vedrete che cambierà Padova in tutti i sensi. Però come gestirete i lavori in via Chiesa Nuova? Cercherete di lavorare quanto più possibile metro per metro? Perché stiamo parlando di una porta incredibile dal punto di vista del traffico di accesso alla città. Noi faremo, come abbiamo fatto, piccoli cantieri. Tra parentesi, quando arriviamo verso Rubano utilizzeremo le strade interne. Avete presente che sono controstrade, per cui il tram passerà là, non andremo a toccare la strada interna. Non è facile ovviamente, però cercheremo di dare meno fastidio a tutti quanti sotto l'aspetto di viabilità. Io ricordo che abitavo a Rubano, partivo 45 minuti prima con i figli proprio dalle scuole. Ed è ancora adesso così, non è cambiato assolutamente nulla, se no si impiega ancora più tempo. Dopo, quando ci sarà il tram, sarà diverso. Certo, sarà complicato, via Le Chiese Nuova, di fronte al cimitero, via passare tutto quanto la zona di Salmeola, via Vicenza, indubbiamente un problema. Però se tutti siamo tranquilli e calmi, vedrete che dopo sarà diverso. Uno prende il tram a Rubano e arriva in centro a Padova in 4-5 minuti, sarà diverso. Qual è la zona che la preoccupa di più dal punto di vista del traffico però? Il ponte di Chiesa Nuova, che non c'è nessun ponte nuovo, ma fatto all'interno proprio del ponte di Chiesa Nuova stesso, anche perché vi ricordo dovrebbe cominciare anche i lavori di Loire Merlin, a poco c'è il baffo che permette di non andare verso la fine, per cui una piccola orecchietta per tornare indietro, per cui insomma ragazzi il Padova cambia, c'è poco da fare. Tra 2 o 3 anni siamo tutti contenti, adesso un po' di pazienza ci vuole, insomma, però Padova cambia. E io potevo, l'ho detto 1000 volte, io, l'amministrazione voglio dire, potevo far finta di niente, potevo non fare niente, ma non è corretto nei confronti dei cittadini, dei miei concittadini, nei confronti della città, perché no? Io potevo, se io facevo, tra virgolette, il furbo, non voleva che mi interessassi fare stazione d'appalto della questura, potevo, ma lo sai, si arrangiano, anziché 6-7 anni, 10, 15 anni, 20 anni come gli altri posti. È un problema di responsabilità nei confronti della città. Potevo fare meno di fare il tram, tanto non c'è niente che non potevo fare meno di fare la curva a Leogana e via dicendo, però non fare niente è perfetto. Tranquilli, nessuno sbaglia, nessuno sì. Però a Padova ha una possibilità di cambiare in maniera importante, è doveroso da parte mia, da parte di tutti gli assessori, da parte di tutti, far sì che Padova cambi sotto tutti gli aspetti. Perché Padova è una grande città, sotto tutti gli aspetti. Non grande perché ha 220.000 abitanti, Padova perché ha una qualità di vita. Abbiamo una marea di studenti, 73.500. Un'azienda ospedaliera incredibile, un passato storico straordinario, abbiamo delle meraviglie dappertutto, che va dall'Orto Botanico, non sono tante città che hanno 2 UNESCO, 2 siti UNESCO. Tutti nel centro storico della città, tra l'altro. Così facendo però Sindaco si espone anche alle critiche dei cittadini nel momento in cui qualcosa non funziona. Certo,
Ovviamente è sempre colpa mia, sono un sindaco, può essere che sia qualche altro. Io accetto responsabilità, le critiche, assolutamente, però accetto anche l'affetto che spesso volentieri passando la gente mi trasmette. Adesso non voglio fare il rosbruffone, ma se ho vinto il secondo giro con il 60%, il 59%, vuol dire che è stato fare qualcosa di positivo nei confronti della città, che hanno capito non è una questione politica, è questione di fare. Io ho ambizione di andare sul posto, ancora 3 anni, 3 mesi, e dopo ritorno al mio lavoro. Però sono contento di quello che ho fatto, sono orgoglioso, mai avrei pensato, mi dico sempre, nella mia vita fare il sindaco, presidente, però sono orgoglioso di quello che sto facendo, di quello che ho fatto, ma non solo, assieme è un grande gruppo di persone che collaborano con me, sia staff, sia per quanto riguarda gli assessori. E sono molto contento, perché vedo che tutti quanti stanno pensando alla città, ma non solo, con questo metodo di lavoro, anche tutto il resto, per un puzzle, ognuno ci mette il suo tessera al questore, al prefetto, al vescovo, al presidente del tribunale. E se poi il puzzle non si aggancia è un problema. Ma se si aggancia, come è stato negli ultimi 5-6 anni, si vive bene, tranquilli, corrispettando uno con l'altro, e Padova diventa veramente bella, perché è già bella, non che ha fatto qualcosa in più, era già bella, basta mettere gli occhi. Ci prendiamo, sindaco, una brevissima pausa, torniamo tra poco, affrontiamo un altro tema un po' spinoso in città, quello dei T-Red e delle multe, però ne parliamo subito dopo la pubblicità, rimanete con noi.